Ecco qua, questo è il pescato del giorno, che stamattina abbiamo già ripreso dalle cooperative dei pescatori e adesso viene qui cucinato. Lui è Santino, che è lo chef del ristorante Matteo, lui è il titolare. Buongiorno, buongiorno. Simone che è un grande per fare del pesce crudo, lui è un amante della cucina e della pesca. E insieme abbiamo creato la taverna del Museo dei Pescatori, che ogni venerdì riproponiamo tutte le ricette antiche di un tempo dei pescatori. Adesso andremo su, vi faremo vedere questo museo di vecchi attrezzi di pesca, come venivano pescate. Queste sono le seppie, sono triglie. E restate con noi perché faremo il video anche nel dettaglio del museo. Ma per ora parliamo di questo pescato, parliamo di quello che vediamo qui. Allora, qui sono delle seppie, delle triglie, dei luvarotti, e questo è pesce locale del borgo di San Gregorio, da qui, freschissimo, come tu stamattina hai potuto documentare. I clienti che arrivano qua possono degustare questa meraviglia. E poi li invitiamo sabato 7 ottobre alla serata della Taverna Museo del Pescatore, e ci sarà una grande festa con questo pesce e soprattutto col capone, perché il capone è quel pesce che in questo momento si pesca moltissimo, è un pesce azzurro molto ma molto prelibato, dove vengono fuori tantissime ricette. Chef, ricette speciali, qualche ricetta la vogliamo dire? Magari in diretta no, perché le teniamo un pochettino a sorpresa, perché sono ricette tradizionali antiche, diciamo, che stiamo proponendo qua con il ristorante, con la taverna, con i ragazzi. Stiamo cercando un pochettino di riportare, diciamo, le vecchie tradizioni, diciamo, un pochettino antiche, diciamo, dei marinai, dei cuochi, diciamo. Tentiamo almeno. E gustare questi sapori in riva al mare, guardate. Una ricetta, la sveliamo noi. Avanti Simone, una ricetta col capone. Una ricetta. Ciao, come ricetta del capone proponiamo un capone gratinato con olio, prezzemolo, capperi, pomodorini, tutto messo in forno al vapore. Ha una carne prelibata. Il capone è un pesce nostro locale, qui il pesce del momento, diciamo, il pescato di questo periodo, che sembra un pesce povero, ma comunque se valorizzato e cucinato dà degli ottimi risultati. E difatti noi nel progetto Mare Ricco Siciliano di Onda TV Giovane abbiamo attenzionato e approfondito le caratteristiche del pesce povero, che poi non è povero ma è ricco di proprietà nutrizionali. Certo. E lui che da tantissimi anni, questo è il ristorante storico da Matteo, forse tutta la Sicilia. 50 anni di storia. 50 anni di storia, Matteo. Proprio quest'anno festeggia 50 anni di attività. 50 anni, una vita, mezzo secolo. Gli facciamo gli auguri in diretta a Matteo per i 50 Complimenti, anni. auguri. Grazie. Allora prendete tutti in mano questa cesta di pesce Andiamo su. e invitiamo tutti a San Gregorio, a Capo d'Orlando, a godere il mare e le sue eccellenze. Certo. Grazie, vi aspettiamo. Grazie a voi, continuate a seguirci, il video continuerà tra poco. A presto, grazie. Ciao.